benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Esame tossicologico sul corpo della quindicenne suicida a Piazza Armerina. Il TG Sicilia nel liceo frequentato dalla ragazza. C'era stata una lite tra studenti poche ore prima del tragico gesto. Don Di Noto, non siamo capaci di ascoltare il malessere dei più giovani. Palermo torna in carcere l'ultraottantenne Sal Catalano, tra i protagonisti negli anni '80 della Pizza Connection. Con lui arrestati altri 3 uomini per estorsione mafiosa. La Sicilia è in allerta gialla e un'ora di pioggia basta a trasformare Siracusa in un lago. Acqua fin dentro i negozi in una zona riqualificata da poco e pioggia anche a scuola. Rabbia, paura e a Stromboli, dove anche lì una pioggia moderata costringe i residenti a spalare fango e a rimuovere detriti. Esasperate le reazioni dal rogo di 2 anni fa che ha devastato l'isola, nessun intervento risolutivo da parte delle istituzioni. Catania, ancora guai per le famiglie con studenti disabili. Una nuova sforbiciata riduce del 15% le ore settimanali di assistenza, compromettendo in alcuni casi il diritto allo studio. Teatro al TG Sicilia, Salvo Ficarra, regista del Malato Immaginario di scena a Siracusa. Lello Analfino ne ha curato le musiche. Calcio, Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani allo Stirpe cerca punti per rilanciarsi. Dionisi sprona la squadra e punta su Brunori. Calcio, le siciliane di Serie C in cerca di riscatto, trasferta delicata per il Catania a Crotone, mentre Messina e Trapani ricevono Giuliano e Cavese. Trovati. C'è l'ombra del revenge porn, cioè la diffusione di video intimi all'insaputa della vittima, tra le ipotesi delle cause del suicidio della quindicenne a Piazza Armerina. La magistratura ha disposto l'esame tossicologico sul corpo della ragazza. Noi siamo andati nel liceo che la giovane frequentava con Lorena Dolci. 10:30 è l'ora della ricreazione. I ragazzi del Cascino Majorana sciamano fuori dalle classi. Fra questi studenti del liceo scientifico e industriale di Piazza Armerina in provincia di Enna, fino a martedì c'era anche lei, una quindicenne. Ma la sua ultima ricreazione è stata drammatica. Una lite nei corridoi, volano spintoni, qualche schiaffo. Lei rientra in classe sconvolta. Chiama i suoi chiedendo di essere presa in anticipo con la scusa che sta male. Arrivata a casa, la madre si allontana per fare degli acquisti e lei, una ragazzina, decide di farla finita. La trovano impiccata in giardino con la corda di un'altalena. Fra i ragazzi c'è stato un momento di preghiera, qualcuno ha voluto lasciare un fiore sul banco, ma oggi qui all'Istituto Cascino Majorana nessuno ha voglia di parlare. 3 giovanissimi, si sa, le parole, i segreti si affidano ai cellulari e anche le foto, a volte intime. È a questo che guarda la procura di Enna, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Sul corpo della ragazza sono stati effettuati anche gli esami tossicologici, ma gli inquirenti vogliono scavare tra i messaggi e i social della ragazza e dei suoi amici. Il sospetto è che questa quindicenne, arrivata appena qualche mese fa da Milano con la famiglia di origine sudamericana, non abbia retto alla vergogna del revenge porn, video scabrosi diffusi nelle chat senza il suo consenso, una pratica diffusa, come ci raccontano delle giovanissime che incontriamo per strada. Penso che sono persone cattive, perché se non ha dato il consenso perché lo dovrebbero fare girare. È stato un scioccante per tutti, magari aveva i suoi problemi, sono state delle cose aggiunte che hanno portato a fare questa cosa. Però capita spesso che si girano questi video un po' intimi, compromettenti, tra fidanzatini. Fidanzatini e anche non, possono essere anche amici. Capita spesso, ma appunto non è giusto. Questi video appunto sono diffusi e sarà una delle tante cause per cui questa ragazza ha fatto questo gesto. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Dobbiamo riflettere insieme, dice, su quanto accaduto. Disagio giovanile che porta a gesti estremi. A Buongiorno Sicilia, Don Fortunato Di Noto dell'associazione Meter commenta il suicidio di questa quindicenne a Piazza Armerina e dice: non siamo stati capaci di ascoltare. Giusy Lazzara.
Il disagio giovanile che culmina nei gesti estremi, il suicidio della quindicenne, riapre una ferita profonda del nostro vivere. Da anni Don Fortunato Di Noto, anima dell'associazione Meter in difesa dei minori, ospite a Buongiorno Sicilia, ribadisce: non siamo stati capaci di guardare, di vedere, di ascoltare, di vegliare, di stare attenti. Abbiamo una catastrofe educativa. Forse ancora non abbiamo preso sul serio questa terminologia, questo pugno che arriva allo stomaco. La violenza tra i giovani corre anche su internet. La violenza digitale non è una fantasia, non è una cosa virtuale, impalpabile, è una cosa che incide profondamente, seriamente nella vita reale delle persone. Baby gang e cyberbullismo non se ne parla mai troppo e i casi sono in continuo aumento, soprattutto fra i giovanissimi. Quando qualcuno fa emergere più altro azioni di male, azioni cattive, è perché non abbiamo aiutato a indirizzare bene la propria esistenza, a sognare. È una società che ci ha rubato i sogni. Contrastare e prevenire si può, per questo la diocesi di Acireale ha organizzato una campagna di sensibilizzazione Liberi di pensare, uno spazio aperto per accogliere e ascoltare i giovani. Una notizia di poco fa: a Palermo il GUP dei minori ha disposto la perizia psichiatrica, come sul padre, sulla ragazza di Altavilla Milicia, all'epoca 17enne, accusata di aver sterminato la madre e i due fratellini con la complicità appunto del padre, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi. Il GUP, il magistrato, vuole ora capire se l'indagata al momento del fatto fosse anche lei capace di intendere di volere oppure no, e se è socialmente pericolosa. Le altre notizie: a Palermo torna in carcere a 83 anni Sal Catalano, il boss della Pizza Connection, l'inchiesta che negli anni 80 aveva smascherato il traffico di droga dalla Sicilia agli Stati Uniti. Il nuovo arresto con altri 3 uomini per estorsione mafiosa. Manlio Viola. A ben 83 anni continuava ad essere un boss e a governare estorsioni in provincia di Palermo. Sal Catalano, balzato agli onori delle cronache negli anni 80 per l'inchiesta Pizza Connection, torna ad essere arrestato nell'ambito di un'operazione dei carabinieri. Il suo nome riporta alla mente la grande inchiesta congiunta fra gli inquirenti italiani e quelli americani che portò a ricostruire i viaggi di quintali di droga spediti dalla mafia palermitana negli Stati Uniti attraverso una catena di ristoranti italiani. Catalano per quella vicenda ha scontato una condanna a 25 anni negli USA. Nel 2016 è rientrato a Ciminna, in provincia di Palermo, dopo essere stato espulso dagli States. Ora è finito di nuovo in carcere, nonostante l'età avanzata. Con lui altre 3 persone sono destinatarie di un provvedimento di custodia. Si tratta di Filippo Cimilluca, 48 anni di Cimina, Vito Pampinella, 64 di Caccamo, e Antonio Baucina, 33enne palermitano dello Zen, che risponde di detenzione di armi. Nel 2021, secondo l'inchiesta, Cimilluca avrebbe imposto a un imprenditore una sorta di società. Dopo avergli offerto sostegno economico, avrebbe chiesto indietro soldi a rate, 500 euro al mese a vita. Lo sai con chi cammino io, gli avrebbe detto riferendosi a Catalano. L'imprenditore avrebbe pagato fino al 2023, quando ritenne estinto il suo debito. Alla richiesta di una buona uscita da 30.000 euro pose un netto rifiuto e iniziarono le minacce. Gli arresti sono scattati un mese fa, quando il gruppo, ascoltato dagli inquirenti, tratta per l'acquisto di chili di polvere da sparo per far saltare la casa. Abbiamo supportato e portato alla denuncia l'imprenditore, raccontano adesso da Addio Pizzo. L'associazione rivendica il suo supporto soprattutto nei territori difficili dell'entroterra palermitano. 3 scafisti fermati dalla squadra mobile di Agrigento per aver favorito l'ingresso illegale in Italia di 24 tunisini, fra cui 3 minori e una donna. I 3 tunisini, anche loro, arrivati in prossimità delle acque italiane, avevano abbandonato i migranti su un barchino di ferro che vedete mentre loro si allontanavano sulla loro imbarcazione. Le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno soccorso i migranti e bloccato il peschereccio con gli scafisti. Siamo al tempo, la Sicilia è in allerta gialla ed è bastata un'ora di pioggia per trasformare Siracusa in un lago. Acqua fin dentro i negozi, in una zona peraltro riqualificata da poco, e pioggia anche a scuola. I commercianti al nostro TG lamentano: siamo stanchi. Francesco Aloi.
E già la settimana scorsa, quando c'è stata la prima ondata di acqua, abbiamo deciso di mettere delle barriere per cercare di contenere l'acqua, ma come abbiamo visto il risultato è stato molto scarso. Ma tutto questo non è servito. Un'ora di pioggia intensa ed ecco Siracusa. In una via Pitia riqualificata da poco, la strada diventa un fiume e l'acqua entra nei negozi. L'anno scorso i signori che hanno fatto la strada qui, la ditta, mi hanno assicurato: lei qui non avrà più problemi di acqua, perché la pendenza gliela stiamo dando noi. E invece? La pendenza ce l'ho io dentro con 3 dita d'acqua. Siamo molto arrabbiati con questa è la seconda volta, abbiamo merce, abbiamo dei capi importanti, non possiamo rischiare di rovinare tutto. Siamo qui per lavorare, non per raccogliere acqua. Hanno messo queste barriere, ma per fare cosa? E così i commercianti sono costretti a rimboccarsi le maniche e prendere scope, stracci e secchi. È successa la fine del mondo, noi alzati da stanotte siamo dovuti venire a lavorare per che cosa? Per raccogliere acqua. Qua si parla di danno materiale, perché comunque noi subiamo danni all'interno della nostra attività, la merce, il mobilificio, ma anche danno economico, perché giustamente le persone non possono soffermarsi completamente e scendere dalle macchine. Strade allagate anche in altre zone della città. Questo è il riqualificato Largo Gilippo. Forse è meglio togliere una R, Lago Gilippo. A pochi passi il liceo Corbino, diventato un'isola in mezzo al mare. La pioggia è entrata dentro. Ma è Siracusa è un'isola in mezzo al mare. Il Corbino purtroppo il secondo piano sovente capita che si allaga, ma non è un problema strutturale, è solamente di manutenzione dei pluviali. Manutenzione, questa sconosciuta, anche se a breve dovrebbero iniziare i lavori straordinari, ma sempre a breve potrebbe esserci una grande manifestazione degli studenti. Tutta la Sicilia è in allerta gialla, ma una pioggia non può allagare strade e scuole. Questo a Siracusa, ma anche a Stromboli c'è rabbia e paura, perché anche lì la pioggia ha fatto sprofondare l'isola nell'emergenza per l'ennesima volta. Gli isolani sono esasperati e dal rogo di 2 anni fa, che ha devastato l'isola, non c'è stato nessun intervento risolutivo da parte delle istituzioni. Sentiamo Emanuela Corsi. Massi, detriti e fango che invadono strade, abitazioni e locali. Si presenta così Stromboli dopo il maltempo delle ultime ore. Non una bomba d'acqua, ma una pioggia moderata che però fa riaffiorare la paura tra gli isolani. È oramai dall'estate del 2022, dopo l'incendio che ha violentato l'isola, che si vive a Stromboli in un clima di terrore. Ogni volta che piove, non parlo di bombe d'acqua, ma di una semplice pioggia, detriti, fango, alberi, pietre rotolano a valle. Questo crea un clima di terrore e di ansia enorme negli strombolani e nella popolazione residente, che ogni volta devono rimboccarsi le mani e scendere in campo da soli, perché nessuno aiuto è arrivato in forma strutturale per spalare, organizzare e cercare di prevenire. È una situazione di grande ansia che ha dei riflessi enormi anche e drammatici sul turismo e su tutte le attività. La via Barnao è ridotta ad un ammasso di fango. In questa discesa un'enorme voragine impedisce il transito a mezzi e pedoni. Questa è la zona del porto, ricoperta ancora da fango e massi. Le istituzioni latitano sia a livello di commissario che di istituzioni, mentre ci sarebbe la necessità di un intervento immediato della protezione civile. Va anche ricordato che ancora stiamo aspettando gli interventi relativi al DIP e ai progetti mandati in appalto del 2022. Nell'isola, oltre al vulcano, esplode anche la rabbia dei residenti e dei turisti presenti per un'emergenza ormai senza fine. Dal 2022, quando il rogo divampato sul set della fiction Sempre al tuo fianco ha devastato l'isola, distruggendo oltre 5 ettari di macchia mediterranea. Catania, nuovi guai per le famiglie con studenti disabili. Una nuova sforbiciata riduce del 15% le ore di assistenza, compromettendo in alcuni casi il diritto allo studio. Tonino De Manna. Non è più tollerabile una situazione del genere. A noi genitori ci comporta di stazionare davanti la scuola per un'eventualità emergenziale di una bambina diversamente abile. Adesso basta. Lo sfogo di questo genitore con figlia disabile è solo la punta dell'iceberg di una situazione che peggiora di giorno in giorno con tagli indiscriminati agli studenti con disabilità. Genitori a volte costretti a stazionare davanti le scuole solo perché mancano operatori ASACOM in grado di assistere i bambini con disabilità. Chi non può farlo, magari per esigenze di lavoro, è costretto a lasciare il figlio a casa alla faccia dell'inclusione e del diritto allo studio. La mannaia di nuovi tagli della città metropolitana di Catania, ma in generale di tutta la regione, si abbatte sulle famiglie
famiglie, penalizzando ancora i diritti di categorie già fragili. C'è da capire se questa amministrazione, oltre ai problemi legati alla gestione finanziaria delle casse, ha intenzione di battere i pugni a Palermo per avere risorse aggiuntive e poter portare avanti questo servizio non solo per l'anno nuovo ma anche per il 2025. Non le manda a dire Gianina Ciancio, che punta il dito contro la regione, secondo cui, il riferimento è alla tabella H, i soldi per turismo ed altro si trovano, ma non per i disabili. Si riescono a trovare milioni e milioni di euro per enti, associazioni, piccole realtà che non fanno nessun bando e riescono a ottenere un finanziamento solo perché collegati al deputato di turno. Tagli indiscriminati che potrebbero portare anche ad una pioggia di ricorsi. Ci sono delle sentenze dei tribunali di Torino, per esempio di agosto, dove venivano accolti proprio il mancato riconoscimento delle ore dei PEI, vedeva il comune soccombente e quindi costretto poi a risarcire le famiglie. E la scuola è iniziata soltanto da 2 mesi. La crisi idrica ad Agrigento ancora rabbia e insoddisfazione dopo l'incontro di ieri alla Regione tra i cittadini esasperati per la mancanza d'acqua. Davide Sardo. A Palermo hanno portato tutta la rabbia e fatto sentire la loro voce alle istituzioni senza rassegnazione. Dopo il sit-in a Palazzo d'Orlean, sede della presidenza della regione, i cittadini di Agrigento non demordono e intendono proseguire la lotta per affermare un diritto di civiltà irrinunciabile, l'acqua. Nella città dei templi i turni di erogazione sono sempre lunghi, le rassicurazioni ricevute non illudono ma alimentano la speranza per una soluzione alla perenne mancanza d'acqua. Spero che in base a quello che hanno detto risolvano veramente la situazione, perché non si può affrontare di nuovo un'estate in questo modo, perché è stato proprio invivibile. Com'è la situazione ad Agrigento? In questo momento sembra essere un attimino migliorata, però speriamo che tutte le promesse che fanno quantomeno vengano rispettate. In questo momento vediamo un leggero miglioramento, speriamo si continui così. Siete soddisfatti dell'incontro di ieri? Soddisfattissimi, adesso però non molliamo, staremo sempre sul pezzo. Il sit-in è davanti la piazza comunale, in piazza Pirandello. Prossimamente ci sarà probabilmente un incontro di nuovo con Cocina e non molliamo assolutamente di un solo metro. Anche i gestori e titolari di strutture ricettive di Agrigento hanno manifestato a Palermo. Quest'estate, causa crisi idrica, abbiamo avuto delle grossissime difficoltà pagando a spese nostre autobotti e facendo cose inumane per non far mancare niente ai nostri clienti. Il questore di Messina ha emesso un provvedimento di DASPO, cioè il divieto di accedere a manifestazioni sportive per 2 anni nei confronti di uno dei tifosi autori, nel campo di Santa Teresa Riva, dell'aggressione verbale a un calciatore. Ricorderete, con ripetuti cori e insulti razzisti. Il giocatore, in segno di protesta, aveva abbandonato il terreno di gioco, seguito per solidarietà dai compagni di squadra. Teatro adesso il Malato immaginario di Molière con la regia di Salvo Ficarra. La commedia, sempre attuale, debutta a Siracusa per poi andare in tournée. Al nostro TG il comico con Lello Analfino che ha curato le musiche. Francesco Aloi. Medicina, ipocondria e bugie. In una parola, il malato immaginario. È la commedia di Molière che Salvo Ficarra sta portando in scena, con il debutto al Teatro Massimo di Siracusa. Lui firma la regia. Quando mi è stata proposta questa regia, mi è piaciuta l'idea di scegliere questo testo, che ha come protagonista Angelo Tosto ed una compagnia straordinaria di attori. Tutto ruota attorno ad Argante, un uomo ricco e soprattutto credulone. Pensa di essere sempre malato e per questo si circonda di medici e farmacisti che ne approfittano. Un'opera che può avere più chiavi di lettura, da quella più superficiale a quella più profonda e riflessiva. Nel Seicento come oggi è sempre attuale. È uno spettacolo che possiamo definire pop, nel senso proprio più bello del termine, cioè pop da popolare, divertente, allegro e che sicuramente vi farà uscire col cuore allegro. E quindi è uno spettacolo
spettacolo da non perdere, che parte da Siracusa per arrivare a Catania e, perché no, girare l'Italia. Risate, divertimento ed è tutto made in Sisli, dalla regia alle musiche di Lello Analfino. Fare le musiche per questo spettacolo è stato per me, devo dirlo, una passeggiata. Quest'uomo è bravo, molto bravo. Poi abbiamo anche un cast tecnico straordinario. Ma al di là della commedia, per Ficarra c'è una domanda d'obbligo. Ma Picone dov'è? Picone non l'avete saputo? Lascia perdere. Non si può sapere. Lascia perdere. Ciao. No, non ci pensare, non ci pensare. Sempre simpaticissimo Ficarra. Bene, è il momento della nostra breve pausa per il calcio, vigilia di campionato per il Palermo, domani a Frosinone. Le ultime notizie tra pochissimo, state con noi, vi aspettiamo. Calcio, vigilia di gara per il Palermo che domani è allo Stirpe e cerca punti per rilanciarsi. Dionisi dovrebbe tornare a puntare su Brunori in avanti. Marco Cullà. Siamo arrabbiati e delusi. Alessio Dionisi nel corso della conferenza stampa in vista del match di domani allo Stirpe contro il Frosinone non nasconde la sua amarezza per il trend del Palermo. Vorrei fare una grande promessa perché ne ho già fatte un po' e qualcuno potrebbe già ricordarmi, qualcuno me l'ha già ricordato che per ora quelle promesse non si stanno confermando nei fatti, quindi spero tanto veramente che riusciremo a migliorare il prima possibile la classifica, perché questo è il nostro obiettivo. Come ho già detto, io non sono qua per vivacchiare, non sono venuto qua per dire che nel mio curriculum è nato il Palermo, cioè io sono venuto qua per fare la storia del Palermo. Per scrivere la storia però occorrono fatti e soprattutto i risultati. Ecco perché il Palermo deve fare inversione ad U sul suo rendimento. Domani sera Frosinone tornerà verosimilmente Brunori dal primo minuto, poi Insigne e Di Francesco sono in vantaggio sugli altri esterni. Ciociari sorprendentemente ultimi in classifica, fino a qualche mese fa erano quasi certi della permanenza in Serie A. Quanto è strano e crudele il calcio. Catania atteso da un ciclo di partite impegnative nel mese di novembre. Si comincia domenica a Crotone e la partita, ricordiamo, sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Telecolor. Francesco Triolo. Di che pasta è fatto il Catania si vedrà nelle prossime partite in un mese di novembre che sulla carta è il più insidioso. Crotone, domenica, poi Trapani ed Avellino, partite da tripla al Totocalcio. Per il momento delle avversarie e anche dei rossazzurri. Un ciclo impegnativo a cominciare dalla partita dello Scida, anche se Toscano stavolta avrà a disposizione una settimana intera per lavorare con la squadra, studiare l'avversario, verificare le condizioni dei suoi giocatori. Il tecnico intanto recupera Quaini e Guglielmotti, assenti contro il Messina per squalifica, e proprio il rientro di quelli che Toscano reputa tra gli uomini chiave della sua squadra un motivo per sorridere. A centrocampo, dove si registra sempre la prolungata assenza di Sturaro e di Tacchio, potrebbe avere più minuti De Rose e questa è un'altra buona notizia. Ma Toscano ha una spina in questo momento ed è quella rappresentata dall'attacco. I rossazzurri hanno segnato appena 15 gol, appena, perché per la potenzialità e per le ambizioni la squadra teneva un bottino considerato inferiore alle attese. Inglese è l'unica bocca da fuoco del Catania che sta mantenendo un certo standard. Poi D'Andrea, Stop e Montalto sono indietro rispetto a quanto ci si attendeva all'inizio del campionato. E quell'occasione di Montalto nel finale contro il Messina grida ancora vendetta. Arriverà a Crotone, lo vedremo insieme nel vero senso della parola, considerato che dopo il derby di domenica scorsa Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, la partita dei rossazzurri in trasferta contro il Crotone, in programma domenica alle 19:30 allo stadio Zio Scida, con una versione extra large di diretta stadio, 4 ore di trasmissione a partire dalle 18:30 con la presentazione dell'incontro, le voci dei protagonisti, il racconto live del match ed un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Impegni casalinghi nella 14ª giornata del campionato di Serie C per Messina e Trapani, che ospiteranno rispettivamente il Giuliano e l'Accavese. Sergio Colosi.
Gli intrecci tra Messina e Trapani non finiscono mai. Domenica prossima i giallorossi ospiteranno al Francoscoglio quel Giuliano che nell'ultima giornata ha battuto il Trapani, ma non solo, perché sabato i Granata riceveranno al Provinciale la visita della Cavese che nel turno infrasettimanale di giovedì scorso ha superato i peloritani a domicilio. Messina e Trapani in crisi di risultati, pronte a sfidare avversari che hanno conquistato bottino pieno nelle ultime 2 gare. Da bollino rosso la situazione della squadra di Modica, graziata dal Catania al Massimino, tenuta in vita dalle penalizzazioni delle dirette concorrenti e in fase involutiva. Il Giuliano degli ex Bertotto e Balde, terzo in classifica e con un buon attacco, è una delle formazioni più in forma. Il Messina con i pareggi non va da nessuna parte, servono i 3 punti, grandi assenti dal 7 settembre. Squalificato Salvo, indispensabile il recupero di Petrucci, meno quello di Cominetti, attaccante di un reparto che spara a salve. Fiducia a termine in casa Trapani per Salvatore Aronica, con Pasquale Marino spettatore interessato. Decisiva la partita con la Cavese, da vincere senza alternative. Dal mercato degli svincolati, con Valietti fuori uso, potrebbe arrivare il centrale di difesa Alessandro Malomo, con Celiento dirottato a destra. Sabato assenti gli squalificati Crimi e Silvestri. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.